Le regioni non condividono le nuove misure del governo contro il Covid. Federica le convoca in una riunione straordinaria, al termine della quale scrivono a Draghi su scuola, coprifuoco e ristoranti. Terapie intensive e aree mediche sotto la soglia di rischio, contagi e focolai sotto la media nazionale. Il Friuli Venezia Giulia si prepara alla zona gialla, riapriranno bar, ristoranti e il mondo della cultura. L'Osservatorio regionale antimafia indica la nostra regione come tra le più appetibili per la criminalità organizzata, vigilare su rotta balcanica e crisi economica, il quadro delle attività a rischio. A Udine arrivano come un fulmine a ciel sereno le dimissioni del direttore di NET Massimo Fuccaro, preoccupate le opposizioni in consiglio, sia fatta chiarezza, chiedono. Il mondo dei dilettanti guarda alla ripartenza a settembre, gioca d'anticipo, il presidente regionale Canciani indica la strada delle vaccinazioni ai calciatori per scendere di nuovo in campo. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. In primo piano c'è il confronto politico sul decreto anti-Covid che è stato approvato ieri sera dal governo Draghi con l'astensione della Lega. Toni anche piuttosto accesi che hanno visto su posizioni diverse le forze politiche in campo, e Massimiliano Fedriga nella sua veste di presidente della conferenza delle regioni ha convocato una riunione straordinaria della stessa, una riunione che si è conclusa da poco con la richiesta di un incontro urgente al Premier Draghi. Le regioni chiedono che sia rivista la percentuale di rientro in classe delle scuole, l'orario del coprifuoco e anche la possibilità per i ristoranti di aprire anche al chiuso. Amarezza per il comportamento dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Questo è quanto trapela del contenuto della lettera che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in qualità di presidente delle regioni, ha inviato al premier Mario Draghi e alla ministra Maria Stella Gelmini al termine di un vertice convocato d'urgenza con i colleghi. Nel mirino il nuovo DPCM viene ribadita la volontà di uno spirito collaborativo nel limare alcuni passaggi, in particolare la decisione sulla scuola con la scelta del governo di aprire al 70% e non al 60% come da accordi precedenti con i ministri. Su questo Federica in giornata ha parlato di patti non rispettati. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, chiedendo un nuovo incontro urgente, nella lettera ha aggiunto come ci sia la necessità di rivedere anche ulteriori passaggi del nuovo DPCM. Tra questi consentire ai servizi di ristorazione il servizio al chiuso senza vincolo di orario, visto il clima mutevole del periodo. Si ritorna sul tema del coprifuoco da portare dalle 22 alle 23, vicenda che sta scatenando la prima crisi politica tra Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini, e poi di avviare già dal 26 aprile l'attività delle palestre almeno nelle lezioni individuali. Il documento, secondo quanto trapela, chiede una data per la riapertura delle piscine al chiuso e la ripartenza del settore matrimoni, mentre per il pubblico di non creare discriminazioni tra sport, consentito da giugno, e spettacoli dal 26 aprile. Viene poi indicata la necessità di mettere nero su bianco nel decreto la possibilità di rimodulare le riaperture in base ai dati del contagio. Le polemiche romane si riflettono anche sulla scena politica regionale, dove si fa acceso lo scontro tra Lega e PD. Sentiamo un estratto del confronto tra Mauro Bordini e Cristiano Sciaurli, in onda questa sera, screenshot dalle 19:45. Secondo me la posizione di Draghi è una posizione seria e responsabile. Manteniamo il coprifuoco oggi alle 22. Facciamo in modo che la stagione estiva venga salvata, perché se riparte la pandemia non c'è più neanche il problema di aperto o chiuso. La pandemia, la pandemia ci impedirà di aprire la stagione. Partiamo alle 22, se fra 15 giorni, grazie alle vaccinazioni, grazie alla responsabilità dei cittadini, i dati continuano a scendere come fortunatamente stanno continuando a scendere, io penso che qualsiasi persona responsabile, e credo che Draghi sia una persona responsabile, e qualsiasi governo responsabile farà in modo che le misure vengano ulteriormente allentate. Certamente c'era l'aspettativa di maggiore coraggio, anche perché comunque dal 26 credo che quasi tutta Italia sarà in zona gialla. Resteranno forse in zona arancione 2 o 3 regioni. E quindi significa che i numeri sono in netto miglioramento ed è chiaro che le misure vanno adottate alla luce dei numeri che ci sono. In una situazione di questo tipo, aprire un'ora in più, cioè ridurre il coprifuoco e quindi allungare i tempi entro cui si può naturalmente restare al ristorante non è un dramma. Se noi andiamo a vedere, ci sono già le disdette oggi nelle località turistiche.
I numeri di oggi in regione scendono a 43 ricoveri Covid in terapia intensiva, scendono anche quelli in altri reparti a 319, 9 sono stati decessi, le persone in isolamento calano a 8.394, 166 i nuovi contagi su tamponi molecolari, 5.620 quelli eseguiti, la percentuale di positività è del 2,95%, per quanto riguarda i test rapidi antigenici 44 i casi rilevati su 1.822 test. E la conferma del miglioramento della situazione nella nostra regione arriva anche dalla cabina di regia, in attesa dell'ordinanza di domani sul cambiamento di colore delle regioni. Per il Friuli Venezia Giulia si prospetta il giallo, questo dicono i numeri con i dati relativi alle terapie intensive, ricoveri Covid nelle aree mediche che scendono per la prima volta sotto la soglia critica. Molto diversa è l'incidenza da provincia a provincia. A Trieste, ad esempio, sono 239 i casi ogni 100.000 abitanti, è il settimo caso peggiore in Italia, mentre nella provincia di Pordenone il dato è di 90. La firma dell'ordinanza arriverà domani, ma la bozza del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute certificano già il passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona gialla. Ancora in discesa l'indice RT e per la prima volta sono sotto la soglia critica i ricoveri, sia nelle terapie intensive che nelle aree mediche. La nostra regione dunque si presenterà alla data del 26 aprile, quando scatterà il piano di ripartenza, nella fascia a minor rischio, dopo il passaggio in zona rossa il 15 marzo e il ritorno in arancione dopo Pasqua. L'indice RT è calato da 0,72 a 0,61 e il numero di tamponi e risultati positivi sul totale di quelli effettuati è passato dall'11 all'8,7%. Continua a diminuire, anche se con ritmi inferiori rispetto alla scorsa settimana, il numero di casi riportati negli ultimi 14 giorni alla protezione civile. Calano del 9,4% rispetto al dato precedente del 44,7%. Si riduce ulteriormente la pressione sugli ospedali. L'occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive passa dal 43 al 29% rispetto alla soglia limite del 30%, mentre quella nelle aree mediche è del 39 al 27%. In questo caso la soglia critica è del 40%. Per quanto riguarda i focolai Covid sul territorio, sono in diminuzione sia quelli attivi, passati da 1154 a 901, sia quelli nuovi, scesi da 351 a 272. I dati sull'incidenza confermano situazioni molto diverse da provincia a provincia. A livello regionale, secondo i dati del Ministero della Salute elaborati dal gruppo di ricercatori indipendenti guidati dal professor Paolo Spada, è di 135 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, rispetto alle medie italiane di 160. Sale però a 239 a Trieste, settima provincia a livello nazionale per numero di contagi nell'ultima settimana, e scende a 90 casi a Pordenone, che si conferma tra i territori italiani dove il virus corre meno. Gorizia registra 157 casi ogni 100.000 abitanti, Udine 107. L'estensione fino a luglio del coprifuoco tra le 22 e le 5 e anche il mantenimento del sistema a colori non agevolerà il turismo, nemmeno quello interno. A dirlo è il primo cittadino di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, che questa mattina ha incontrato a Roma il ministro del turismo Garavaglia e i rappresentanti del G20 Spiagge, organismo che raggruppa le più importanti spiagge italiane. Fanotto spiega: queste regole non vanno assolutamente bene e devono essere quanto prima cambiate, perché è un quadro questo che non permette alle imprese del settore di lavorare e soprattutto non offre un messaggio chiaro a chi vuole prenotare la propria vacanza. Abbiamo dunque chiesto al Ministro che vengano riconfermate le regole della stagione 2020. E a proposito di regole, vediamo quali sono quelle che riguardano appunto le zone gialle. Da lunedì questo riguarderà il Friuli Venezia Giulia. Nuove regole per le regioni. Il Consiglio dei Ministri ha varato un provvedimento che potrà essere modificato in base ai dati del contagio, compresa la riduzione del coprifuoco confermato dalle 22 alle 5 del mattino. Per quanto concerne la scuola, sarà minimo al 70% in presenza nelle zone gialle e arancioni. In quelle rosse la situazione si ribalta con al massimo il 75% in presenza. Per quanto concerne gli spostamenti, saranno liberi tra i territori gialli, mentre per gli altri, al netto di lavoro, salute e urgenza, sarà necessario il pass rilasciato da una struttura sanitaria a chi ha avuto il Covid o ha fatto le 2 dosi
dosi del vaccino o un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Sia le visite di parenti e amici, ma solo una volta al giorno e al massimo in 4 persone più i minori. Sempre in zona gialla, i bar e i ristoranti potranno essere aperti a pranzo e cena con al massimo 4 persone al tavolo, di più solo se conviventi, purché all'aperto, mentre dal 1 giugno dalle 5 alle 18 sarà possibile consumare all'interno del locale. In arancione e rosso consentito solo a sport e domicilio. Negozi sempre aperti in zona gialla e arancione, ma i centri commerciali e mercati potranno riaprire nel weekend dal 15 maggio. Via libera anche a teatri e sale da concerto, cinema e live club con occupazione al 50%, distanza di 1 metro tra i posti a sedere e prenotazione. Musei e siti archeologici aperti sempre, ma nel weekend servirà la prenotazione. Dal 26 aprile si potranno fare tutti gli sport all'aperto, è però vietato l'uso degli spogliatoi. Dal 15 maggio, sempre in giallo, sia piscine e stabilimenti balneari, mentre le palestre dal 1 giugno come stadi e palazzetti, questi ultimi però al massimo al 25% e 1000 persone se all'aperto e 500 al chiuso. L'apertura di scuole e bar e ristoranti da lunedì riapre il nodo trasporti con i mezzi pubblici legittimati a circolare solo al 50% della capienza massima. Per l'assessore regionale Pizzimenti la scelta giusta, quella di limitare al 70% la presenza scolastica alle superiori, questo per evitare di saturare il sistema fin dall'inizio. Sono momenti concitati, diciamo così, perché c'è stato questo decreto ministeriale che ha stabilito il rientro a scuola del 70% degli studenti, si parlava del 60%, in nottata è venuto fuori il 70%, per fortuna, forse anche un po' di bravura devo dire, noi assieme alla SCAR e assieme Scala FVG, assieme anche Trenitalia e la FUC, avevamo con il prefetto organizzato un piano di rientro al 75%, quindi rientriamo con il 70%, diciamo ancora in sicurezza, ed è giusto partire gradualmente, perché ricordo che il rientro non è solo degli studenti, perché lunedì apriranno anche le attività commerciali se siamo in zona gialla, io spero di sì, e quindi le attività commerciali e produttive, quindi ci sarà un aumento non solo di studenti ma anche di persone di qualsiasi tipo all'interno dei mezzi pubblici, quindi è giusto partire col 70%. I mezzi rimangono sempre al 50% del loro riempimento, quindi era da aumentare il numero di mezzi, noi l'avevamo fatto già a sua volta, li manteniamo, siamo circa oltre 130 mezzi in più, oltre 700 corsi in più all'interno del nostro territorio, quindi vuol dire una grande attività di organizzazione e quindi anche vuol dire sicurezza per i nostri ragazzi e non solo. Strettamente legata alle ripartenze, la campagna vaccinale, oggi sono arrivate 1400 dosi di Johnson & Johnson in regione. Scortate dai carabinieri questa mattina alle 11:30 sono arrivate a Udine le prime 1400 dosi monouso del vaccino Janssen prodotto da Johnson & Johnson. Le fiale totali destinate al Friuli Venezia Giulia sono per il momento 3550 e in arrivo quindi anche il quantitativo rimanente che era stato bloccato in Lazio prima del via libera emanato dall'EMA martedì scorso. Questo è l'unico vaccino che non richiede per il momento richiamo. Il quantitativo non è molto elevato e quindi insomma si consumerà rapidamente, però se arriveranno altre dosi naturalmente le useranno dove richiesto. Il sero Janssen è considerato sicuro e come per AstraZeneca è destinato agli over 60. Il rapporto rischi-benefici calcolato dall'Agenzia Europea per i Medicinali è di gran lunga positivo a fronte dei rarissimi casi di trombosi cerebrale verificatisi in persone di età inferiore ai 60 anni. Il vaccino viene conservato in una cella frigorifera a meno 15-20 gradi e una volta scongelato può essere usato nei 3 mesi successivi a una temperatura media che va tra i 2 e gli 8 gradi. Anche questo è un vaccino con vettore virale, però richiede una conservazione analoga a quella del vaccino Moderna, quindi è stoccato a meno 25, meno 15. L'arrivo dei vaccini Johnson & Johnson insieme alle ulteriori consegne di Pfizer, Moderna e AstraZeneca porterà nelle prossime settimane a una accelerazione della campagna vaccinale. Da domani, conferma il vicepresidente della regione Riccardi, le persone con più di 80 anni, vulnerabili e i caregiver e conviventi che hanno già l'appuntamento per la prima dose di vaccino dopo il 10 maggio potranno chiedere di anticiparlo. Questo anticipo sarà possibile nella nostra regione
per oltre 8.000 persone. La cancellazione dell'appuntamento già fissato e la nuova prenotazione potranno essere effettuate sempre attraverso call center regionale, CUP delle aziende sanitarie e farmacie. E punta su una campagna massiccia di vaccini anti-Covid il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, con l'apertura di nuovi hub per le inoculazioni tra Gemona e Tarcento, vede appunto questa come arma fondamentale per il contenimento della pandemia. Denis Caporale, nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Un ruolo, un compito importante in questo particolare momento della sanità della regione in generale, Friuli Venezia Giulia. La situazione naturalmente continua a presentare alcuni casi di positività al Covid e quindi continua anche a ricoprire alcuni posti letto che prima del Covid erano ricoperti anche da altre discipline. L'obiettivo principale, come sapete tutti, è quello delle vaccinazioni. Cercheremo di vaccinare più persone possibili, questo naturalmente dipenderà dall'arrivo di vaccini. Il piano vaccinale c'è, è pronto, siamo pronti a raggiungere i numeri che la Regione ci ha dato come obiettivo, sicuramente raggiungeremo, ma la differenza la faranno i vaccini che avremo a disposizione. Stiamo raggiungendo i 5.000 vaccini giornalieri in ASUFC, apriremo dei nuovi centri vaccinali, continueremo con le vaccinazioni poi sul territorio. Lunedì sarà attivato l'hub di Gemona, poi sabato ci sarà una giornata di vaccinazione del comune di Tarcento, poi riprenderemo sempre con le vaccinazioni a Cividale, a Tolmezzo, la Tisana, e quindi copriamo tutto quanto il territorio dell'azienda. Sequestro di parte della liquidità da conto corrente per Isontina Ambiente, lo ha disposto il GIP di Gorizia, Flavia Mangiante. La somma è equivalente a quanto accantonato dal 2011 a oggi per la gestione della discarica di Pecol dei Lupi a Cormons, discarica sequestrata nei giorni scorsi dai carabinieri del NOE nell'ambito di un'inchiesta nella quale la procura ipotizza che l'azienda abbia gestito i rifiuti o la discarica senza autorizzazione, discarica che è stata chiusa nel 2010, ma secondo l'ipotesi d'accusa è stata comunque utilizzata per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti di 25 comuni dell'Isontino. Il rapporto dell'Osservatorio regionale antimafia indica il Friuli Venezia Giulia come molto appetibile per la criminalità organizzata. Attenzione soprattutto all'usura, in particolare dopo la crisi economica causata dal Covid. Più che un sospetto è una certezza. La presenza delle mafie nel Friuli Venezia Giulia è ormai fissa e stabile. Parole senza appello, quelle che si leggono nella relazione annuale consegnata al Consiglio regionale dall'Osservatorio Friuli Venezia Giulia, presieduto da Michele Penta, che cita un rapporto del Ministero dell'Interno sull'attività e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia. Anche il Friuli Venezia Giulia ha la presenza abbastanza costante ormai di tutte le varie criminalità organizzate presenti nel nostro paese. Questo probabilmente è favorito dal fatto che la nostra regione, essendo ai margini del paese, essendo sulla rotta balcanica, consente in qualche modo che queste organizzazioni cerchino di infiltrarsi oppure si siano infiltrate. La mafia, per esempio, è più attenta all'inserimento nelle società di costruzioni per cercare di intervenire in quelli che sono i lavori pubblici, gli appalti. L'Andrangheta, oltre che l'attività commerciale, è più indirizzata verso l'infiltrazione nelle aziende di trasporto, nel riciclaggio, nella frode finanziaria. La criminalità campana invece nel settore dell'usura principalmente, mentre è stata registrata anche recentemente una presenza della criminalità pugliese, la Sacra Corona Unita, che è stata in qualche modo interessata al traffico di droga. Il direttore della NET, società che si occupa della gestione dei rifiuti a Udine, ha rassegnato oggi le dimissioni in contrasto con l'attuale consiglio di amministrazione della società partecipata, notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Arrivano come un fulmine a ciel sereno le dimissioni di Massimo Fuccaro, da molti anni direttore della NET, società di gestione dei rifiuti controllata dal comune di Udine. La notizia è stata una sorpresa per NET, fa sapere l'azienda in una nota, ringraziando Fuccaro per il lavoro svolto.
Al prossimo CDA saranno analizzate le motivazioni e discusse le conseguenti decisioni. L'atto non incide sulla gestione e sui servizi offerti ai comuni, che continueranno a essere svolti regolarmente, precisa NET. Le dimissioni sono state accolte con preoccupazione dai consiglieri di minoranza del PD Alessandro Venanzi e Cinzia Del Torre. Siamo seriamente preoccupati per la solidità stessa della società partecipata e cercheremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione di fare piena luce sulle scelte gestionali dell'amministrazione, precisano Venanzi e Del Torre. Ricordiamo infatti con grande ansia e disagio che la società Exe è entrata in crisi per poi essere liquidata proprio quando Pietro Fontanini era presidente della provincia, concludono i consiglieri. Le dimissioni sono una grave perdita, è il commento del consigliere regionale Furio Onsel. Servono giustificazioni trasparenti. Sono rimasta senza parole, è invece il commento dell'assessore all'ambiente Silvano Livotto, anche perché lo avevo sentito a ora di pranzo e non mi ha detto nulla. Con Fuccaro abbiamo fatto un ottimo lavoro sul porta a porta, progetto che ha portato avanti con serietà ed dedizione. Dispiace aver appreso delle dimissioni dalla nota polemica del PD, conclude Livotto. 5 nuove corriere ecologiche arrivano a Udine per il trasporto extraurbano, sono state presentate oggi in piazza Primo Maggio. Tecnologicamente avanzati, dotati di telecamere sia all'interno che all'esterno, i nuovi 5 autobus di Udine Arriva sono alimentati con gas naturale e serviranno le tratte extraurbane. La consegna di oggi è motivo per noi di grande orgoglio, perché possiamo portare in questa provincia una novità che è una novità per tutta Italia, cioè la possibilità di avere questi mezzi a gas naturale anche per il mercato extraurbano, cosa che finora era riservata al mercato urbano. Quello che ha di particolare sono tutta una serie di dotazioni che riguardano il tema della sicurezza in particolare, con una serie appunto di dispositivi speciali, in particolare direi il tema anche della videosorveglianza che è già stata attivata anche su una serie di mezzi proprio qui a Udine, e poi la disponibilità di un sistema di wifi di bordo per migliorare l'esperienza di viaggio, insomma tutta una serie di aspetti tecnologici che magari non si vedono in modo immediato ma che contribuiscono alla sicurezza e a migliorare l'esperienza di viaggio. Io penso che ormai sia una scelta indifferibile, perché le notizie che ci arrivano sono sempre più allarmanti e penso che ci voglia un impegno di tutti verso l'ecosostenibilità. Oggi abbiamo un segnale importante qua dal gruppo Arriva Udine con queste dotazioni di questi moderni mezzi tecnologici, non solo dal punto di vista della sicurezza ma anche e soprattutto essendo alimentati a gas naturale dal punto di vista ambientale. Andrà in onda questa sera all'interno dell'appuntamento con Economy FVG l'incontro tra Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, e Gianfelice Rocca, imprenditore e presidente del gruppo industriale Techint e dell'Istituto Clinico Humanitas. Incontro inserito nel calendario di Confindustria Udine Incontra. Sentiamone un estratto. Abbiamo avuto anche degli impatti di breve termine che hanno in qualche modo cambiato alcuni aspetti del collaborare, no? Io credo che non avremmo visto l'elezione di Biden invece di Trump se non ci fosse stato il disastro del Covid americano, e probabilmente non avremmo avuto Draghi e una ripresa dell'europeismo. Cioè, e quindi ci sono dei fenomeni di corto periodo. Poi se lei mi domanda se un impatto come questo, che secondo me è un impatto rivoluzionario, si aggiunge alle challenges che dicevamo, ci produrrà più frammentazione o più collaborazione, torneremo come prima o diversi da prima, e avremo più energie individuali o più Stato? Ecco, queste sono le grandi domande, e io credo che noi non dobbiamo tornare come prima. Questo è quello che mi sembra che vi lascerei come messaggio. E se ci sarà più collaborazione o meno collaborazione è affidato alle democrazie. Le democrazie sono affidate agli uomini. Come dicevo, gli uomini vivono in uno stato di incertezza notevolissima. Cioè oggi noi siamo vissuti con delle certezze, diciamo, chi è vissuto nel dopoguerra aveva in qualche modo capacità di dire 20 anni dopo cosa sarebbe stato il paese in cui viveva, la situazione in cui viveva. Oggi non siamo in grado assolutamente di poter raccontare una storia del
Oggi è la giornata della terra, si parla dunque di svolta green in primo piano, una svolta che riguarda anche il commercio, la sostenibilità dei punti vendita, parlando anche di prodotti a chilometro zero, un impegno riaffermato dal direttore per il Friuli Venezia Giulia di Desper, Fabrizio Cicero, durante l'inaugurazione del nuovo Eurospar a Casarsa. Nella giornata della terra tutti siamo chiamati a impegnarci sul fronte ambientale e lo è anche il commercio a partire dalla sostenibilità dei punti vendita, come ha spiegato il direttore per il Friuli Venezia Giulia di Despar, Fabrizio Cicero, durante l'inaugurazione del nuovo Eurospar di Casarsa. I nostri negozi, questo è un esempio, sono punti vendita che nascono, vengono costruiti per essere il meno impattanti possibile verso l'ambiente. Sono negozi che hanno i pannelli solari con il recupero del calore, l'illuminazione LED. Tutto nasce ed è strutturato per il risparmio energetico e il basso impatto ambientale. La svolta green passa anche dal consumo di prodotti del territorio. La percentuale dei prodotti locali è veramente altissima e continua a crescere sempre di più. Noi siamo un'azienda che punta moltissimo a sostenere il territorio. Villa Manin riapre al pubblico martedì 27 con 2 novità. Vediamo di cosa si tratta. Lunedì riapre l'Italia e ripartono anche i luoghi della cultura. Tra i primi in regione a riaccogliere il pubblico ci sarà martedì 27 Villa Manin di Passariano, che ha approfittato delle chiusure di questi mesi per interventi di conservazione e restauro del complesso monumentale, ma anche per lavorare a nuovi progetti voluti dall'ERPAC, l'Ente Regionale Patrimonio Culturale, in particolare percorsi multimediali che avvicineranno in modo nuovo il pubblico alla sua storia e ai personaggi che hanno percorso stanze e viali. Dal martedì alla domenica si potranno ammirare e ascoltare i quadri digitali raffiguranti personaggi legati alla storia della villa, come il padrone di casa, cioè il doge Lodovico Manin, e Napoleone Bonaparte, l'ingombrante ospite che sancì la fine della Repubblica di Venezia. Un'altra innovazione è il tavolo tattile nella Sala della Stufa, che permette di visitare l'imponente architettura della villa in forma virtuale, ma in presenza, osservandola come fosse un plastico e sfogliando pagine digitali per comprendere i misteri di un edificio così imponente, sorto quasi per magia nel mezzo della campagna friulana. Tutti in attesa del fenomeno della bioluminescenza a Trieste, la straordinaria fioritura della Noctiluca scintillans sta avvolgendo il golfo e appassionando tanti cittadini, in particolare quelli speranzosi di vedere dal vivo e immortalare l'effetto ottico che quest'alga crea di notte grazie al movimento dell'acqua. Nelle ultime 72 ore l'estensione dell'alga e della marea rossa ha raggiunto notevoli dimensioni, diventando ben visibile da Barcola a Grignano, da Punta Sottile a Punta Sdobba. Le scorse notti però il mare relativamente calmo non ha donato molte soddisfazioni né ai fotografi né ai semplici curiosi. Questi bloom che si dicono acque colorate sono meno frequenti ma si presentano periodicamente nel corso degli anni, spiegano i biologi dell'area marina protetta di Miramare. Tra poco a Sport FVG in primo piano, una richiesta, una speranza che arriva dal mondo dei dilettanti che vuole prendersi in anticipo pensando a una ripartenza a settembre, quella di riuscire a vaccinare tutti i protagonisti del mondo calcistico regionale per poter ricominciare a giocare. Parleremo poi anche di calcio femminile con il Tavagnacco che cambia la guida tecnica, ritrova il mister della Champions Marco Rossi. Per il Pordenone sentiremo le parole del capitano in campo Gianvito Misuracca. A seguire poi l'appuntamento con il meteo. È tutto per il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.